o dal sito. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Ieri non è stato un giorno felice per la cultura italiana perché è morto Dario Antiseri, un grande filosofo molto noto presso chiunque perché era stato autore insieme con Giovanni Reale di quello che è forse il manuale di filosofia più utilizzato nei licei di tutta Italia, il Reale Antiseri appunto. Questo era il libro che gli aveva dato la celebrità, ma Dario Antiseri in realtà è stato molto di più che l'autore appunto di quel pur importantissimo manuale. Infatti Dario Antiseri è stato, come dire, il faro di un mondo molto sottorappresentato nella cultura italiana, che è il un mondo liberale e cattolico. Dario Antiseri ha fatto, a parte i suoi libri, uno è appena uscito, Il dubbio del viandante, ve lo consiglio, a parte i suoi libri che spesso sono illuminanti e nell'ultimo periodo toccavano in maniera sempre sorprendente e convincente il rapporto tra fede e ragione. Erano libri che si opponevano in maniera molto decisa, molto netta al nichilismo che va di moda nell'accademia italiana, ma nel mondo culturale italiano, ma nella società italiana, cioè il nichilismo che però non è il nichilismo tragico di chi sente che manca qualcosa perché manca la verità, è il nichilismo quello comodo di chi dice vabbè tutto è uguale a tutto, quindi niente importa e quindi posso tranquillamente fregarmi. Ecco, questa era la posizione culturale che Antiseri fortemente contestava. Ma a parte i suoi libri che sono comunque bellissimi, l'attività per la quale Antiseri sarà ricordato è di aver praticamente portato in Italia tutta una serie di studiosi che, famosissimi in tutto il mondo, da noi venivano non tanto misteriosamente ignorati. Sono i classici del pensiero liberale. Lui ha curato una importantissima collana per l'editore Rubettino, dove ha pubblicato, non so, von Hayek, von Mises, tutti i classici del pensiero, diciamo, liberale cosiddetto austriaco, perché effettivamente erano pensatori austriaci per quanto fuggiti tutti poi negli Stati Uniti a causa della seconda guerra mondiale. C'è quindi questa collana che è una collana dove finalmente con incredibile ritardo i lettori italiani hanno potuto conoscere di prima mano appunto il pensiero liberale austriaco, quello classico. Ma la sua importanza va ancora oltre, perché oltre a questi liberali ci ha fatto conoscere il principale, non forse il principale, ma comunque il più famoso, il più influente di questo gruppo austriaco, che era Karl Popper. Karl Popper è stato maestro diretto di Antiseri, che ha studiato con lui, poi è tornato in Italia. E qui bisogna aprire una parentesi, che è una parentesi di contemporaneamente di una tristezza e di una comicità esilarante. Noi sappiamo che Karl Popper è autore di una delle opere che fondano il canone occidentale, cioè La società aperta e i suoi nemici. La società aperta è la società liberale e tollerante, mentre i suoi nemici sono invece coloro che hanno posto le basi per il totalitarismo e
in 2 volumi molto ampi, Popper contesta principalmente Platone nel primo volume e poi Carlo Marx nel secondo, e fa vedere come la pretesa di scientificità del marxismo, così come veniva presentata appunto dai pensatori marxisti, era una sciocchezza, perché di scientifico non c'è niente, anzi non c'è niente di più antiscientifico. Ma poi Popper, oltre a fare questo, quindi oltre a insegnarci cos'è la società aperta, ci ha insegnato anche altre cose, ad esempio il principio di falsificabilità della scienza, cioè se noi abbiamo un'affermazione apodittica che si presenta come scientifica ma che non è falsificabile, cioè non è come dire, criticabile, significa che quell'affermazione molto probabilmente non è corretta, non è esatta, e anzi è un modo di imporre qualche cosa a qualcuno. Quindi un pensatore importantissimo. Nella società aperta ai suoi nemici c'è anche un passaggio molto citato e sempre attuale, in cui Popper dice che non bisogna tollerare gli intolleranti. A parte, voglio dire che questo passaggio è stato molto enfatizzato giustamente, perché ci spiega che non possiamo accettare, diciamo, che qualcuno venga qui e, sfruttando le regole della democrazia, cerchi di imporre quella che di fatto è una dittatura. Questo vale per la religione islamica e l'immigrazione di massa, vale per i neofascisti, vale per i comunisti di Askatasuna, vale per tutti coloro che appunto vogliono mettere in discussione il mondo democratico e liberale. Ecco, non si tollerano gli intolleranti. Come si fermano? Poi, diciamo, nel modo pratico, qui ci sono posizioni diverse. Lui prevedeva il dialogo, altri invece prevedono le maniere un po' più forti. Fatto sta che questa frase è, come dire, in realtà è una nota a margine. Se voi prendete il testo, non è certo il cuore del libro, anzi appunto è un rimando a una nota, è una nota. Però sicuramente è un aspetto del pensiero di Popper molto attuale. Ma adesso, anzi dopo l'interruzione, vi racconterò quello che mi è stato raccontato da Dario Antiseri stesso. Infatti l'opera di Popper è uscita in Italia con un ritardo di decenni, e questo è una cosa che ci lascia sbalorditi. Non solo i pensatori come von Mises e von Hayek, che possono essere, diciamo, noti magari più a una cerchia accademica, o degli economisti o dei politici, ma perfino Popper, che aveva invece anche una notorietà, diciamo, di massa. Il suo libro Cattiva maestra televisione, che poi era curato un'intervista fatta da Dario Antiseri, andò in classifica in mezza Europa, Italia inclusa, e lì Popper se la prendeva con i media, che erano degenerati in una specie di circo equestre. Ma insomma, ecco, nella seconda parte cercheremo di capire come mai c'è questo stranissimo ritardo di libri che altrove vengono considerati, come dire, le basi del vivere comune, cioè la società aperta ai suoi nemici. In tutti i paesi a tradizione democratico e liberale è citato normalmente come uno dei testi fondativi, come uno dei testi a cui bisogna fare continuamente ritorno per mantenere quelle che sono le caratteristiche di quello che noi chiamiamo un po' pomposamente Occidente, ma che è quello che abbiamo. Siamo noi, sono gli inglesi, sono gli americani, sono coloro che mettono il rispetto dell'individuo e della persona prima di ogni altra cosa, o almeno così dovrebbe essere. E adesso ci ascoltiamo un brano e poi torniamo e vi racconterò una cosa che mi fu raccontata più volte da Dario Antiseri stesso, e che spiega il motivo per cui questi
libri in Italia non trovavano assolutamente editore. Eccoci alla seconda parte. Questa puntata scusate, è dedicata interamente alla morte di Dario Antiseri e diciamo aggiungiamo, prima di venire alle rivelazioni che ho promesso, aggiungiamo che appunto non solo la sua posizione era originale in quanto liberale classica, in Italia tutti si dicono liberali ma poi quasi nessuno lo è in realtà. Ma era particolare perché era anche diciamo una posizione che conciliava quello che apparentemente può essere inconciliabile, cioè il liberalismo e il cristianesimo. E lui ci ha fatto vedere in maniera molto chiara che perfino la conquista della laicità dipende dal cristianesimo, che la società aperta non esisterebbe senza il cristianesimo. Ci fa vedere che le radici dell'economia liberale, contrariamente a quello che noi pensiamo, affondano nel mondo medievale e perfino nel mondo dei frati medievali. Insomma, sono studi poi estremamente complessi, non posso certo riassumerli, però ecco, quello che vorrei trasmettere e far capire è che lì c'è un mondo, questo mondo di cui Antiseri era il nome di punta, il nome principale, il nome più importante,
questo mondo, per quanto piccolo, esiste anche in Italia, solo che nessuno se lo fila. Direte voi, se nessuno se la fila è perché il mercato delle idee ha deciso che queste idee sono perdenti. Insomma, fino a un certo punto. E qui arriviamo alla parte, diciamo, scottante di questa puntata di Alta Tiratura. Un liberale come Antiseri è convinto in sostanza che come dire, gli scontri tra le idee siano non sono un dramma, sono il sale della cultura, sono un'opportunità. Non c'è cultura senza dibattito delle idee. Se tutti la pensano allo stesso modo, se tutti dicono le stesse cose, facciamo solo un bel coro di cicale che come nel famoso incipit del disco di Fabrizio De André, Le nuvole, dove c'è questo assordante, non è l'inizio, è la fine della Domenica delle Salme, dove c'è questo assordante rumore delle cicale, no? Che tutte insieme fanno lo stesso rumore, come noi, tutti insieme diciamo le stesse cose, ripetiamo le stesse idee, leggiamo gli stessi libri e non ci rompiamo mai. No, ci rompiamo in realtà. Appunto i liberali come Antiseri sono convinti che il compito delle scienze sociali sia quello appunto di dibattere, di studiare le conseguenze delle azioni umane, dove ci portano, a che tipo di società ci conducono. Bene, e qui veniamo appunto al fatto che uno potrebbe dire, ma se i liberali non sono in grado di farsi ascoltare, sarà anche perché il loro pensiero vale poco, o comunque, diciamo, legge della domanda e dell'offerta. Non c'è domanda di liberalismo e quindi di conseguenza manca l'offerta. Non è così. Purtroppo, infatti, vi racconto perché c'è stato questo ritardo, che è un ritardo clamoroso nella pubblicazione di questi testi, in particolare della Società Aperta ai suoi nemici. In sostanza Antiseri da solo praticamente è andato a bussare a tutte le porte delle principali case editrici chiedendo appunto di pubblicare se non gli austriaci tipo von Mises, von Hayek, almeno la Società Aperta e i suoi nemici. E già erano passati 20 anni dall'uscita in tutto il mondo del libro. Ma per 8 anni lui ha insistito, ha scritto a tutti quelli che conosceva. Pensate chi sono i grandi, i grandi consulenti, maestri di libertà delle case editrici, i Bobbio, questi personaggi qua. Ecco, lui bussava a queste porte e in cambio però otteneva soltanto dei dinieghi, ma dei dinieghi che erano molto particolari perché, come dire, chi veniva chiamato in causa, chi riceveva l'invito di Antiseri sapeva benissimo che il libro di Popper era fondamentale, ma non bisognava disturbare i manovratori, cioè non bisognava disturbare la cultura marxista che, egemone e incurante di ogni altra cosa, dominava nelle case editrici, nelle università, nell'accademia. Certo, è un po' difficile, per tornare al discorso di prima, creare la domanda se è impossibile semplicemente esporre le idee per le quali appunto dovrebbe nascere la domanda stessa. Questo fu il caso. Antiseri so che ha conservato molte di quelle lettere di rifiuto che sono firmate da nomi grandissimi. Io prima ne ho fatto uno, ma non è lui, insomma, non c'entra. Era per darvi un'idea del tipo di personaggio e della statura anche del personaggio. E ha conservato queste lettere perché dice un giorno, ora non lo potrà più fare purtroppo, un giorno le voglio mettere insieme e voglio fare un pamphlet per far vedere come che razza di gente i media ci propina come maestro di libertà. Ma libertà di cosa? Libertà di servire, libertà di essere servile, libertà
di non allargare mai lo sguardo, libertà, insomma, di essere attaccato al carrozzone di quelli che comandano nel mondo della cultura, che almeno comandavano nel mondo della cultura. Ecco, Dario Antiseri è stato un oppositore di questo conformismo, l'ha pagato sulla sua pelle e voglio aggiungere una nota molto negativa verso la politica di centrodestra, perché è una vergogna assoluta che un uomo dal forte afflato civile come Dario Antiseri e dalla preparazione incredibile che aveva su certi temi, l'istruzione ad esempio, è incredibile che un governo di centrodestra non abbia mai avuto come ministro della cultura o dell'istruzione un personaggio della statura mondiale come era Dario Antiseri. Bene, gli fu, anche questa è una cosa che mi aveva raccontato, gli fu promesso un ministero della cultura, poi nemmeno glielo diedero, e non faccio il nome di chi prese il posto destinato a Dario, perché sarebbe una cosa veramente, non lo so, una cosa, magari fosse, ecco, la volta che scoppia la rivoluzione. Comunque, insomma, che la politica di centrodestra non sia in grado di reclutare personaggi come questo dimostra la sua povertà, la sua miseria intellettuale, che purtroppo, bisogna dire, è reale. Molto è stato fatto, molto, bisogna dire, però non abbastanza perché si continua a privilegiare la logica della fedeltà alla logica dell'intelligenza, che è l'unica che deve essere di guida in certi campi. E quindi Dario, addio, ci vedremo dall'altra parte. Devo dire che fa uno strano effetto parlare di Antiseri morto, perché comunque anche quando si è ammalato, forti dolori alla schiena e altre cose, ogni tanto non faceva mancare la sua voce con una telefonata. Devo dire che è stato un amico sincero e migliore di quanto io sia stato nei suoi confronti. Avete ascoltato Alta Tiratura.